A 2 giorni dall'allentamento delle restrizioni che segneranno la fine dello stato d'emergenza, anche il Veneto sta facendo i conti con un nuovo aumento dei contagi e poco importa che si possa parlare o meno di quinta ondata. I dati raccontano di un più 12% di positivi in regione rispetto a una settimana fa, al momento più di 78.000, in virtù dei 7.874 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. E se 7 giorni fa erano 69.600, un mese fa il dato faceva registrare quota 51.177, a conferma insomma di un trend decisamente in crescita. Fino a questo momento comunque la situazione non si è riflettuta sull'occupazione dei posti letto in ospedale, che però stanno crescendo nelle ultime ore, 811 quelli nelle aree mediche, 62 in terapia intensiva. A Padova sono ricoverate 82 persone, di cui 6 in terapia intensiva. Anche in questo caso il dato risulta in leggera crescita rispetto ai 72 di una settimana fa. Il 67% dei pazienti positivi in ospedale però sono i cosiddetti Covid per caso. Ciò significa che sono risultati positivi al tampone ma dopo essere entrati in corsia per altre patologie. Un po' di preoccupazione però c'è sul fronte dei sanitari assenti. Tra i 284 in isolamento perché positivi e i 118 sospesi perché non in regola con le vaccinazioni, al momento le defezioni ammontano a 402 unità. E il direttore generale del BEN, in previsione delle restrizioni che verranno meno dal 1° aprile, invita tutti alla prudenza. La palla passa in mano a ciascuno di noi, dobbiamo essere molto responsabili, avere quel senso civico che ci ha sempre accompagnato finora nell'uso della mascherina, nel distanziamento sociale. La mascherina non va purtroppo buttata via, non siamo ancora a questo livello, anche se ce lo auguriamo tutti che arrivi presto questo, va tenuta sempre a portata di mano, indossata al chiuso, indossata negli assembramenti e quindi ancora una volta prudenza. Intanto, dopo 380 giorni, ha chiuso il punto tamponi dell'ULSS 6 allo Stadio Euganeo, oltre 184.000 quelli somministrati con punte di 1.450 al giorno, punto tamponi che ora si trasferirà all'ospedale ai Colli.